19ª puntata della Zanzega, la nostra avventura si sta per chiudere, allora benvenuti anche questo sabato, adesso vi spiego cosa stiamo combinando stasera perché siamo nel totale caos, ma parliamo di un argomento che di natura è caotico ma divertente. Ivo, tutto bene là in fondo? Benissimo, benissimo, divertente è il fatto che la scorsa volta abbiamo parlato di usare di più il gelato, ma i reggenti non hanno il microfono e in realtà tu hai chiamato dei gelatai veri e Sì, propri. perché volevamo condire l'ambientazione giusta per questo intorno e cosa migliore questa meravigliosa gelateria ambulante di Ursula e Graziano. Benvenuti alla Zanzega. Grazie, buonasera. Allora, avete avuto una splendida idea perché finalmente, come si faceva un tempo, si può portare il gelato in giro per le piazze, per i parchi. Sì. L'iniziativa è nata principalmente per andare incontro alle persone magari un po' più anziane o ai piccini e poter comunque gustare un gelato artigianale tutti quanti, insomma. Poi entreremo al dettaglio di cosa combinate, di che gusti avete, ci farete il gelato in diretta, tante cosine. Abbiamo scelto questa impresa, l'abbiamo portata in studio, non con poche difficoltà questo pomeriggio prima di iniziare le riprese, però devo dire che è un'idea splendida, e perché il gelato ambulante? Perché oggi parliamo di spettacolo leggero, in varie dimensioni. Io amo molto questo genere di spettacolo perché insomma l'ho approfondito anni che furono all'università e devo dire che abbiamo degli ospiti che ci daranno delle dritte incredibili proprio su una forma di spettacolo meno consueto, meno televisivo è il caso di dire, però di grandissima importanza avanguardistica, storica, atletica, culturale soprattutto. Questa è la Zanzega, io mi sposto dall'Ape Car che porta il gelato in giro per le piazze, eccomi, arrivo. Grazie del gelato. Stavo per leccarlo, ma giustamente gradisco forse un altro gusto, non questo, ma poi ci spiegherete che gelati fate e anche da quello che ho capito c'è un gelato dedicato a questa trasmissione. Benissimo, fatto questo io farei un giro di presentazione ai nostri ospiti perché parliamo di spettacolo leggero, di parchi divertimento e quindi iniziamo alla mia destra, alla vostra sinistra con Massimo Lanza, benvenuto alla Zanzega. Grazie, buonasera a tutti. Responsabile marketing di uno dei parchi divertimento più grandi d'Europa e del mondo, credo, in tema d'acqua soprattutto. È un parco che da 9 anni vince il premio come miglior parco acquatico italiano ed è molto di più in realtà di un parco acquatico, noi ci definiamo parco a tema acquatico. Infatti avete capito, parliamo di Acqualandia che è conosciuto in tutto il pianeta e dentro questo parco oltre ai classici divertimenti legati all'acqua ci sono anche altre forme di spettacolo e poi ci entreremo perché uno dei nostri ospiti diciamo, è sul pezzo anche per quanto riguarda il movimento e gli spettacoli dei parchi italiani, europei, insomma in giro per il mondo, anche perché avremo una rappresentanza mondiale, ma non voglio anticipare nulla. Abbiamo Elvia, benvenuta alla Zanzega, abbiamo anche un amico in comune che è un operatore del nostro gruppo che mi ha proprio consigliato di parlare con te perché tu rappresenti un museo unico. In Europa per il tema che tratta. Esatto, unico in Europa, su una realtà anche unica riguardo il nostro territorio che è quella proprio legata alla costruzione delle giostre. Infatti la realtà da cui tu provieni, dove c'è il museo, è famosa perché lì è proprio creato un distretto mondiale di produzione di spettacoli itineranti e poi di giostre. Esatto. Le più grandi famiglie che girano il mondo con le giostre hanno sede storica proprio a Bergantino e paesi limitrofi. Quindi poi ci spiegherai un po' la storia di questo distretto e come mai è nata questa maestria proprio in quella zona vicino a Rovigo. Certo. Andiamo avanti perché abbiamo un direttore molto giovane, ma direttore è comunque di circo, il grande circo di Mosca. Abbiamo con noi Larry, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie di questa bella opportunità, sono contento di essere qua con voi e così vi potrò raccontare del mio circo che è il Circo di Mosca, appunto, e siamo in tournée qua in Veneto e Friuli Venezia Giulia. In questo momento, in questo sabato, dove siete? Questo sabato siamo a Codroipo fino a lunedì e poi ci spostiamo a Gorizia dove festeggeremo la Pasqua e anche una giornata particolare per noi che è il 19 aprile che è la giornata mondiale del circo. Ah, ok, quindi perfetto, cade proprio con la Pasqua. Sì. Un tuo amico, oltre che collega, collaboratore, come possiamo definirlo, una persona che talvolta c'è, talvolta non c'è, perché lui fa il mago,
il prestigiatore illusionista, poi ci sono tanti termini, come potremmo definirti Nicola? Illusionista. Quindi sei uno di quelli che taglia le donne ragazze due, a metà, esatto. però fai anche cose molto meno irruente, no? Sì, Più ci semplici. dedichiamo al close-up. Ci farai vedere forse qualcosina, no? Sì, volentieri. Benissimo, Nicola Mago, prestigiatore illusionista, con noi alla Zanzega. Alla mia sinistra, alla vostra destra, possiamo definirlo un guru della storia, dello spettacolo leggero e del circo, della fattispecie. Alessandro, tu sei famoso perché proprio racconti questa storia, la divulghi anche attraverso le tue lezioni e i tuoi libri. Sei troppo gentile, famoso direi di no. Sono un grande appassionato, mi piace parlare del mondo del circo, dello spettacolo popolare, dell'arte circense di strada. E porto i saluti dell'Ente Nazionale Circhi, con cui collaboro, del CEDAC, che è il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona, siamo colleghi con il Museo delle Giostre, e dell'Università di Milano, dove tengo un corso di storia dello spettacolo circense. Quindi ecco una serie di attività davvero a 360 gradi sulla storia del circo, ma anche sulla realtà, sul casting, sullo scouting, poi vi racconterò qualcosa. Diciamo che hai molto tempo libero, insomma. Mica tanto. Quel poco che ho lo passo qui con voi questa sera. Questa sera ti abbiamo rapito, tra l'altro mi pare che stavate chiacchierando come vecchi amici fuori onda con Ivo, vi conoscete? Vecchi amici, oserei dire quasi parenti. Okay. Parenti. Vi conoscete bene. Perché. Vi conoscete bene. No, è una fortuna per me che ho visto che tanti già si conoscevano, ma è cosa di cui appunto io non ero a conoscenza, ma questo edifica e mi aiuta anche nel proseguo della trasmissione. Abbiamo per esempio Barbara, che è una produttrice cinematografica, e nella fattispecie questa sera, in questa occasione, parleremo di una produzione in particolare che è La Corsa. Sì, benvenuta intanto. Grazie, mi sto già divertendo ancora prima di iniziare. Sono contento. Pensa quando mangiamo il gelato cosa succede. Bellissimo. È un piccolo grande film che è stato appena prodotto a Padova, una produzione tutta veneta su un tema un po' delicato, forse anche potrebbe essere inteso anche come un po' controcorrente forse in questo momento, ma ve ne parlerò molto volentieri. Anche perché fra pochissimo avremo già un primo filmato che ci illustra questo lavoro, questa produzione veneta di questo tutta film. Veneta, sì. Veneta e friulana anche. Al tuo fianco c'è Stefania, lei ha collaborato appunto alla realizzazione produttiva di questo cortometraggio. Stefania. Sì, sono Stefania Brogenti, titolare di Moda Club 4 e grazie a Film Art Studio Barbara Manni ho potuto contribuire come sponsor alla corsa, a questo cortometraggio, quindi fornendo gli abiti di scena e devo dire che è stata un'esperienza molto bella, coinvolgente. E rispetto ad altre sponsorizzazioni, qui tutti coloro che hanno contribuito attraverso le location o il materiale sono stati completamente coinvolti anche durante le riprese del cortometraggio. La storia è molto bella, la qualità delle professionalità altissima, quindi è stata veramente un'esperienza edificante. Molto. Infatti, non a caso, abbiamo pronto dalla regia un video che racconta il backstage di questa produzione che si chiama La Corsa. A voi regia. È una storia d'amore tra personaggi greci in Italia. La corsa, e questo era un video appunto che illustrava sinteticamente quello che è il set per realizzare un film,
Non dico che è quasi simile a quello che c'era un'ora fa qua dentro, forse un po' meno caotico il backstage rispetto allo studio televisivo prima della messa in onda, però tutto è a posto, siamo in diretta anche questo sabato con la Zanzega. Saluto anche chi ci ascolta la domenica pomeriggio in replica. Nella fase invernale, ormai siamo arrivati alla primavera, tanto che mi sono messo la magliettina, È vero, c'è la magliettina. sempre un po' di tovaglia però, perché per richiamare... Qualche reminiscenza, sì, sì. Sei sempre bellissimo. Sono sempre bellissimo, di questo ti ringrazio perché sei una persona molto obiettiva e quindi grazie Ivo dei tuoi complimenti. Nonostante tutto comunque rivendichiamo entrambi la nostra grandissima eterosessualità, comunque no, voglio dire, vabbè. Siamo cari amici. Cari amici, collaboratori da qualche mese e chissà quest'estate se mi divertirò un po' vedendoti suonare perché mi pare che oggi tu sei scappato ma in teoria dovevi fare altro o sbaglio? Esatto. C'è qualcuno che sta suonando per me al B-Live, che abbiamo aperto proprio ieri, perché è inaugurato ieri B-Live, che tra l'altro è proprio in zona Acqualandia, lì a Jesolo, perché sono vicino a Piazza Marina e Acqualandia è proprio una zona vicino a Piazza Marina, tra Piazza Marina e Piazza Nember, quindi via Michelangelo. Però trovavi ora? Caspita, ti aspettiamo. Beh, io vengo già da anni, anzi... Forse, sicuramente dal primo anno di Acqualandia. Quando si andava con la proposta estate? Sì. Si andava con la proposta estate dell'oratorio, mi ricordo. Esatto, I primi proprio quando hanno aperto, mi ricordo. Quando ancora non c'era il bungee jumping. Non c'era quasi niente di quello che c'è adesso, perché poi... Sì, non c'era tante altre cose. Massimo, poi vedremo un video realizzato da Claudio Polotto che mostra proprio 2 minuti di sintesi di quello che succede dentro quel parco acquatico. Anche se è difficile concentrarlo, però cercheremo di... Addirittura avete portato la sabbia naturale dai tropici, dai Caraibi. Caraibi. Ti posso anticipare che probabilmente, anzi sicuramente, saremo la prima Shark Bay, che è la nostra spiaggia, sarà l'unica spiaggia gemellata. Come ci sono i gemellaggi tra le città, noi faremo un gemellaggio tra spiagge con una spiaggia caraibica appunto in Messico. E quindi si può respirare quel clima quasi, essendo a Jesolo. Totalmente, cioè la sabbia addirittura arriva dentro l'acqua, quindi è a tutti gli effetti come essere su una spiaggia, l'unica cosa che manca è la salinità, perché ovviamente l'acqua è acqua dolce. E poi voi ogni anno proponete delle iniziative, delle situazioni differenti, perché ovviamente un parco non può fermarsi all'anno precedente, ma deve evolversi. Assolutamente, diciamo che noi stiamo lavorando su 2 filoni, da un lato la scenografia, quindi la tematizzazione, quindi far entrare le persone sempre più in un sogno e non in un luogo diciamo artefatto, e dall'altro invece lavorare sugli spettacoli, altra cosa che i parchi acquatici non hanno, che sono prerogative dei parchi tematici. Noi abbiamo 7 spettacoli ogni giorno e devo dire spettacoli che si avvalgono di professionisti che sono altamente professionali. Poi tu Alessandro, a te è capitato di portare numeri e esibizioni all'interno dei parchi, no? Sì, io conosco da qualche anno Luciano Pareschi che è il titolare, il fondatore e l'anima anche di Acqualandia, e un anno e mezzo fa mi ha invitato al parco e mi ha chiesto se potevo proporgli delle idee particolari. Abbiamo insieme concepito uno spettacolo che si chiama Jungle Show con degli acrobati africani che l'anno scorso ha avuto un buon successo, devo dire. Devo dire che quando sono andato a incontrare Luciano l'anno scorso erano forse 8-9 anni che non venivo, al contrario di Ivo, lo saltavo da qualche anno, sono rimasto a bocca aperta. Non l'hai riconosciuto, ma in effetti è stato una stravolto. realtà davvero incredibile. Io tornavo tra l'altro dal Messico per un caso e lì era più bello del Messico, veramente un complimento, avete fatto un lavoro straordinario. Ma infatti il nostro problema è che la gente pensa ancora ad Acqualandia come parco acquatico e il nostro compito, il mio compito specialmente, è quello di far capire che invece ormai è una cosa completamente diversa, più vicino al mondo dei parchi tematici. Sì, è qualcosa che è diventato internazionale, per cui insomma è un mondo che corre a sé e vi invitiamo, io ci andrò, credo. Mi ricordo che l'ultima volta che sono entrato in un parco acquatico con la proposta Estate Ragazzi dell'oratorio mi slogai una caviglia perché ero spericolato. Vabbè, ma questi sono ricordi tristi della mia infanzia triste, siamo nella modernità e facciamo un piccolo break pubblicitario. La Zanzega, tra poco. La Zanzega, per chi avesse appena sintonizzato il proprio televisore sulla nostra trasmissione, oggi si parla di qualcosa di natura, diciamo, divertente, cioè circo, acrobazie, perché qualcosa ci sarà durante la trasmissione, vedrete che bello, parchi acquatici di divertimento, magia, circo, cinema, gelato, cosa c'è di più bello, no? C'è il dolce, c'è la musica,
è fantastico. Sono contento di essere arrivato fino a questo punto della Zanzega, arrivati ormai verso la fase finale, però devo dire che difficilmente mi era accaduto di divertirmi tanto come quest'anno, di conoscere tutte persone estremamente interessanti con cui già si è creato un rapporto anche di collaborazione e di entusiasmo, e questo mi rende davvero felice. Penso che anche per te, Ivo, valga la stessa cosa, abbiamo conosciuto un sacco di gente. Guarda, sicuramente è esperienza bellissima incontrare questa gente, ma come si diceva prima io ho avuto un'esperienza anche sentimentale, diciamo, con la sorella di Alessandro, e quindi mi sono avvicinato al mondo del circo e me lo porto ancora dietro, cioè il fascino del mondo del circo, come può essere comunque lo spettacolo viaggiante, è una cosa veramente che se ti entra nel cuore poi non esce più. Adesso faccio subito una domanda infatti ad Alessandro, perché ai miei tempi universitari studiai un libro dove si parlava della storia, della fattispecie del cinema italiano, edito e scritto dal professor Brunetta, il quale raccontava del cinema che si muoveva, il cinema itinerante, all'inizio del Novecento, quindi in quella che in Italia erroneamente viene poi fatta coincidere con la Belle Époque, ma il periodo era quello. Infatti adesso chiederemo anche ad Elvia di dirci qualcosa a riguardo, perché era fantastico come si riusciva a creare il diorama, cioè sembra strano, ma inizio del Novecento il cinema era multimediale in qualche maniera. Lo spettacolo era vivo, no? Sì, hai ragione. Il cinema ha avuto tanti antesignani, i nonno del cinema, tanti nonni differenti che presentavano l'immagine del movimento. Quindi partiamo dalle ombre cinesi, che sono antichissime, che sono sviluppate, si chiamano ombre cinesi, ma in realtà si sono sviluppate in tutto l'Oriente, quindi in Thailandia, Bali, giochi di silhouette. Arrivando più vicini alla modernità, quindi al XX secolo, cominciano i gabinetti delle meraviglie, i diorama, i panorami, la ricostruzione dell'immagine, che spesso avveniva tramite delle illusioni ottiche, dei giochi di specchi, che davano un effetto di tridimensionalità e che permettevano per esempio, agli abitanti di Venezia di guardare dentro una scatola di legno ed assistere al panorama di Parigi. A quei tempi era una cosa che destava una sensazione enorme. Devo dire che noi circensi per alcuni anni abbiamo un po' sofferto del grande successo del cinema ed in generale dello spettacolo riprodotto, perché fino al 1910 lo spettacolo popolare per eccellenza era il circo e il teatro di varietà. Parlo proprio per quanto riguarda i numeri, i grandi numeri. Non c'erano i cinema, quindi se adesso in una città ci sono 20 cinema, all'epoca c'erano 20 teatri di varietà, alcuni circhi stabili. Ovviamente lo spettacolo dal vivo ha un po' sofferto del grande successo dello spettacolo riprodotto, però in questi ultimi anni sta un po' tornando alla ribalta, la gente cerca il contatto con si stanca del virtuale simili. Anche, sì, esatto. Perché sembra che le piazze siano i forum online, in realtà il messaggio che vogliamo dare è quello di riconquistare la gente. C'era no? Groucho Marx, che era un grande comico del teatro di varietà e che poi è diventato un grande comico del cinema, che in un suo libro scriveva l'altra sera sono stato a uno spettacolo di teatro. È una cosa bizzarra in confronto al cinema, perché sono le persone vere al posto della pellicola, no? Lo diceva come una cosa buffa. La nostra idea è quella di accendere una piccola luce proprio in questo caso sul cinema, il cinema che fu, ed Elvia, Bergantino, che poi il nome, non so perché, sembra quasi fatto apposta per ospitare questa storia, no? Storia. Cosa è successo in quel comune? Beh, diciamo che è un comune che ha una tradizione legata alla giostra in modo particolare, perché oggi è la colonna portante del distretto industriale veneto della giostra. Quindi qui ci sono, tra Bergantino e i paesi limitrofi, ci sono 64 fabbriche di giostre, ditte che ruotano attorno alla costruzione di giostre, ma anche attrazioni per Luna Park a più ampio raggio, fino anche alla costruzione dei caravan e di attrazioni varie. Ecco. E questa realtà particolare trova una storia legata a un piccolo comune che è appunto quello di Bergantino di nemmeno 3.000 abitanti, che quindi desta una certa curiosità. Esatto. Ma oltre a questo aspetto c'è anche la tradizione delle famiglie di spettacolisti itineranti, cosiddetti giostrai, che ha inizio nel nostro comune a partire da un anno simbolo della crisi, che è quello del 1929. Quindi, la crisi americana, che esatto. è arrivata a battere anche in Europa. Il comune si è rimboccato le maniche, da quello che so, da un meccanico di biciclette unito
due persone hanno iniziato questa avventura che poi è diventata... Esatto, tutto ha avuto inizio quasi per caso, in modo fortuito, da queste menti geniali di due amici, due meccanici di biciclette, che hanno avuto un incontro con la giostra andando nelle fiere di paese per vendere dei dolciumi fatti in casa dalle mogli. Uno dei due, che si chiama Umberto Favalli, aveva costruito anche una macchina per fare le caramelle, e girando per le fiere incontrano le giostre vere, perché in quell'epoca nelle nostre zone si vedevano altalene di barchette mosse a mano, semplici giostre di cavallini, cose di questo tipo, e vedono un'autopista che veniva dalla Francia già elettrica, che era il sogno di tutti, perché la voglia di auto in quell'epoca era eccezionale, quindi... E da lì nasce questa avventura che poi Sì. adesso abbiamo detta in maniera molto veloce, però poi gli abitanti tornano nelle loro case, in questo caso, e hanno poi attraverso l'innovazione e la tecnologia creato delle giostre moderne che sono uniche proprio in tutto il mondo. Sì, In questo museo si può vedere proprio la storia di questo percorso. Sì, ecco, non solo di questo, ecco, il museo è nato proprio sul territorio indagando questa storia particolare legata al nostro comune, però ha creato un contesto molto più ampio, infatti la denominazione completa è Museo Storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare, perché ci si occupa di tutte le forme di spettacolo che hanno animato le fiere e le piazze a partire fin dall'epoca medievale fino ai giorni nostri, ecco. Quindi è una lunga panoramica che va dalle prime fiere di carattere mercantile ai parchi di divertimento con i suoi grandiosi spettacoli, il teatro delle maschere, il teatro dei burattini, il circo ovviamente, i cinematografi ambulanti, fino ad arrivare al Luna Park ipertecnologico moderno di oggi. Esatto. Fantastico, immaginifico e fantastico, citando una persona che non c'è più ma che mi ha ispirato con i suoi scritti anni che furono, ne porto anche uno che ho conservato. Giancarlo Pretini, il grande Giancarlo Pretini. E scrisse questo libro sullo spettacolo leggero che per me fu un'illuminazione. Poi Alessandro ne ha scritti altri in chiave diversa e li abbiamo qui, poi li mostreremo, per esempio questo è Corpo, Animali, Meraviglie, che tu hai, è un librone pazzesco. Sì, sulle arti circensi a Verona tra 7 e 900, è stato realizzato insieme ad Antonio Gerola grazie al lavoro del CEDAC, appunto, di questo grande archivio che esiste a Verona che raccoglie documentazione sterminata riguardo al circo e allo spettacolo di strada, in particolare italiano e in particolare veneto, quindi in questo volume abbiamo parlato soprattutto di Verona. Abbiamo scoperto delle cose appassionanti, per esempio Buffalo Bill è venuto a Verona, si è esibito all'interno dell'arena di Verona ed è stato recensito lo spettacolo di Buffalo Bill da Emilio Salgari, quindi un grande scrittore italiano. Che viaggiava con la propria testa. Viaggiava con la fantasia, però vedeva anche lui delle cose incredibili. Per fortuna Verona era già allora un po' un crocevia d'Europa, quindi molte compagnie importanti passavano di lì, abbiamo scoperto delle cose veramente appassionanti. E quindi stavo riflettendo prima mentre Elvia parlava, anche mentre stavi parlando in questo momento tu Alessandro, sulla creatività tipicamente italiana che ha portato appunto a questo distretto inimmaginabile anni fa, nel 1800, poi è diventato una cosa pazzesca, nel corso del tempo si è sviluppata. Il mondo delle giostre l'ho conosciuto in occasione di un documentario che abbiamo realizzato su Montagnana ai confini del Veneto, dove c'erano due aziende di giostre molto grosse. Noi siamo entrati dentro una di queste aziende e quella poi dopo alla fine è stata la parte più emozionale di tutto il documentario, vedere produrre queste cose, perché anche nella parte artistica, creativa, di pittura. Sì, è comunque un ambiente che di per sé è affascinante. Bellissimo. Sì, è un ambiente che richiede una grande creatività e anche conoscenze veramente di alto livello dal punto di vista dell'ingegneristico, della progettazione, di tutto quanto, poi la parte anche creativa delle decorazioni, perché oggi anche i parchi richiedono le giostre a tema, ovviamente ambientate rispetto a quello che è il tema del parco. Ecco, ma direi che anche in questo caso, come al solito, l'Italia si distingue per creatività ma anche imprenditorialità, c'è un forte spirito imprenditoriale in Italia che per fortuna resiste. E speriamo che questo si porti fuori dal buio e che queste realtà e questo tipo di spettacoli, di sensazioni riescano a stampare sorrisi importanti. E non delocalizzino mai. No, io credo che se siamo bravi in qualche maniera ce la facciamo. Ivo, cosa ci fai sentire? Si parla di giostre, Luna Park, circo, fiere. Nel 76 Branduardi scrisse Alla Fiera dell'Est. Alla Fiera dell'Est, due soldi, un topolino e un
com'è lunghissima, e l'angelo della morte sul macellaio uccise il toro e beve l'acqua e spense il fuoco che bruciò il bastone e il cane morse il gatto e si mangiò dopo e al mercato mio padre comprò. E infine il Signore sul letto della morte che uccide il toro e beve l'acqua e senza un fuoco bruciò il bastone e fischiò il cane che morse il gatto che si mangiò dopo e al mercato mio padre comprò la fiera dell'est per 2 soldi un topolino mio padre comprò. Ivo Gallo. Spontaneo, spontaneo. Allora, noi a questo punto ci prendiamo 2 minuti di pausa. La Zanzega torna fra poco. Eccoci alla Zanzega, 19ª e penultima puntata di questa annata straordinaria. Adesso Larry, che è un direttore di circo, ma si presta anche ad aprire la bozza di vino, perché c'è un'aura magica, quindi andrà tutto bene, perché io ho provato una volta, ho fatto un macello sopra il tavolo e quindi ho deciso di smettere l'apertura delle bozze in diretta. Siamo qua. Allora, cosa vuol dire fare un cortometraggio in 2 parole e dove lo possiamo vedere a un certo punto? Il cortometraggio significa fare un film, un piccolo breve film, se è fatto a livelli qualitativi alti come abbiamo cercato di realizzarlo noi, è sicuramente una buona occasione per poter accedere anche a festival prestigiosi, quindi la nostra intenzione è quello di presentarlo sperando che possa piacere, che venga selezionato a Berlino, Venezia, Locarno o comunque a festival specifici proprio sui cortometraggi. Ha un canale di distribuzione completamente diverso da quello del lungometraggio. Questo cortometraggio è stato realizzato interamente per la regia di Renzo Carbonera. È come stesse ammaestrando le tigri del circo. Facciamo un applauso a lei che sta faticando. Scusa, non si è La sentito. regia è stata curata da Renzo Carbonera, che è un giovane regista friulano che aveva appena diretto La penna di Hemingway con Sergio Rubini. La protagonista del corto è Anita Kravus, reduce dal premio dal Golden Globe con Sorrentino e poi anche dopo Esatto. dall'Oscar. Lei faceva la parte di Tania, era un personaggio un po' particolare, non so se ve la ricordate, che correva verso un muro, andava a sbatterci addosso, poi gridava io non vi amo. Un cast importante, per quindi. capire, ecco, è un cast abbastanza importante. Fabrizio Romagnoli, un attore romano, loro sono i 2 protagonisti principali, poi c'è Vasco Mirandola che è tutto padovano, che è un attore padovano che ha recitato ha fatto la parte del carabiniere. È stato girato interamente a Padova, la direzione della fotografia è di un veneto, anche lui di Borca di Cadore ma residente a Venezia, Giovanni Andreotta, e anche i partner sono tutti padovani perché è un'autoproduzione in cui Filmart ha voluto investire, che si è potuta realizzare però anche grazie al sostegno di alcuni piccoli grandi sponsor che hanno creduto nel progetto e Nella fattispecie Stefania a rappresentare Moda Club 4, in particolare Zeus Doc Restaurant, che è un ristorante greco che si trova a Noventa Padovani. L'ambientazione è tutta greca, i 2 protagonisti sono greci, la storia d'amore è una storia fra 2 greci in Italia che vivono Poi questa storia d'amore clandestina molto combattuta. Di questa burocratizzazione dei sentimenti che mi interessa. Assolutamente. Nel frattempo mi sposto proprio nel mondo del circo perché Larry sei giovane ma tu dirigi un circo che ha una storia alle spalle parecchio lunga. Sì, beh, non lunghissima a dire la verità, perché in Italia i circhi ce ne sono di più antichi del nostro, di più vecchi del nostro. Il nostro ha 35 anni di storia, è iniziata da mio nonno che era un artista prima di teatro, di avanspettacolo, e poi ha fatto l'artista in diversi circhi e poi ha fatto un circo suo, di sua proprietà, che ha portato avanti. Mio nonno l'ha tramandato a mio padre e mio padre così via l'ha tramandato a me. Da 35 anni questo circo esiste, in diversi anni abbiamo portato diversi marchi di spettacolo e da 10 anni a questa parte abbiamo una collaborazione con la scuola del circo a Mosca e per questo il circo si chiama Circo di Mosca.
Benissimo, pulitissimo, precisissimo, raccontando una storia che Alessandro è lunghissima, quella del circo, delle famiglie dei circensi. Tu ne sei un rappresentante in qualche maniera. Io sono un rappresentante in qualche maniera, ci tengo a dirlo che sono appassionato di questo mondo perché vengo dal mondo del circo, sono un ragazzo con le scarpe sporche di segatura, come si dice da noi. Okay. Mia zia è la icona pop del mondo dello spettacolo circense e non solo, cioè Moira Orfei. Quando ero piccolo i miei genitori hanno detto, quando avevo sui 14 anni, mi hanno detto: senti Alessandro, noi qui acrobati, trapezzisti, cavalleristi ne abbiamo già, abbiamo bisogno di un ragioniere. Io sono rimasto un po' male perché mi piaceva di più la vita del circo, però insomma ho fatto un percorso quindi diverso, gestionale più che altro. Mi sono formato a San Noa di Piave, qui vicino, quindi come ragioniere, poi invece ho fatto il DAMS di Bologna come te, mi sono laureato con ottimi voti e poi sono diventato professore di storia del circo, ma Larry è stato sintetico nell'esposizione del suo percorso, ma quello che non ha detto è che la vita del circo oggi in Italia è una vita molto dura dal punto di vista proprio della fatica fisica, montare un circo, spostarlo da una parte all'altra, avere cura degli animali, che è la cosa principale per la maggior parte dei circensi italiani d'oggi, occuparsi delle relazioni pubbliche, venire alle interviste con gli amici e occuparsi con i mass media, è un lavoro assurdo, cioè, dal punto di vista proprio della fatica. Fellini 25 anni fa diceva, è un grande appassionato di circo, e tra l'altro questo è un punto in comune tra il cinema e il circo. No? Quel lato onirico, no? Abbiamo detto che il circo ha avuto un po' paura del cinema, ma poi ci sono stati tantissimi punti di contatto. Fellini diceva 20 anni fa, 25 anni fa, non capisco che rendiconto economico ci sia nello spostare 20 elefanti da Milano a Palermo. È difficile, è una vita difficile e chi la fa deve farlo solo se è animato da grande passione, perché il tornaconto economico non è quello che fa decidere per questo lavoro. Infatti io credo che ti dicevo anche prima di andare in onda che mi piacerebbe ripercorrere questo mondo del circo, dello spettacolo leggero in più occasioni, perché credo sia totalizzante, affascinante e poi di felliniana memoria, come tu dicevi. Anche forse un giorno portare dei clown potrebbe essere qualcosa, no? Assolutamente. A molti bambini spaventano i clown, in realtà rappresentano un mondo onirico che difficilmente è rappresentabile in altra maniera nel mondo in cui viviamo. Insomma. Sono d'accordo, poi sono evoluti in maniere più impreviste, imprevedibili ultimamente, quindi ce ne sono di tipologie molto... una maniera per portare il circo fuori dal circo. Ma in realtà queste cose avvengono già. Io mi occupo di circo a 360 gradi, quindi mi piace salute, la vostra salute e la salute del circo. Beviamo intanto così. Tutti i nostri ci dissettiamo amici e parenti circensi, miei di lei. No, mentre fate il CC io vorrei aggiungere una piccola cosa a quello che ha detto Alessandro, perché lui giustamente di circo dà per scontata una cosa che noi fermi invece, perché io ho avuto l'onore di lavorare, ma anche di lavorare per 3 mesi in un circo, oltre a montare e smontare lo spettacolo, si monta e si smonta anche la casa ogni volta. Sì. Noi siamo comodi, abituati, comodi al nostro letto, no? Al garage, lì no, lì devi montarti e smontarti la casa ogni volta, anche dopo 2 giorni a volte, quindi è veramente, massacrante, diciamo. Massacrante, quindi è proprio la passione assoluta che è il motore di questo mondo. Alessandro, mi piacerebbe Alessandro che introducessi tu, perché è difficile da spiegare, c'è questa mostra che sta avendo un successo fuori da ogni misura, perché sono arrivati a 120.000 presenze, la gente è un po' interessata a questo tipo di immagini, probabilmente c'è una curiosità che abbiamo tutti dentro, no? di vederci dentro. È una cosa che si faceva già un tempo, no? In qualche maniera. Sì, stiamo parlando di spettacolo leggero, di spettacolo popolare, abbiamo parlato di diorami, la mostra di cui tu parli credo che sia Bodies Revealed, che è a Jesolo in questi giorni, settimane, mesi, perché il successo sta convincendo gli organizzatori a prorogare la loro permanenza. Presenta dei corpi, diciamo così, messi a nudo, dei quali si può vedere la parte interna, quindi senza la pelle, senza la carne. Si possono capire i funzionamenti degli organismi, ma di sicuro c'è anche un fascino morboso, no? Certo. Scoprire come siamo fatti dentro, scoprire che cosa c'è dentro di noi oltre all'apparenza, come funzioniamo. È una mostra che ha avuto un grande successo in tutto il mondo e un imprenditore dinamico, che è lo stesso che ha anche proprio di fronte a questa mostra dentro al Pala Arrex, a Tropicarium, quindi molto in gamba,
ha deciso di proporla anche qui, sta avendo un grande successo, quindi credo che questo spottino che hai preparato susciterà l'interesse di molti spettatori. Allora vediamo la breve intervista realizzata presso la mostra Bodies Revealed di Jesolo. Benvenuti a Bodies Revealed. Bodies Revealed è una mostra eccezionale, arriva dagli Stati Uniti d'America ed è la primissima volta che viene portata in Italia. Questa mostra cos'è? È interessante, bellissima, proprio perché parla del nostro corpo umano e la cosa più importante è che all'interno di questa mostra, divisi in 9 apparati, possiamo vedere organi e corpi umani veri. Grazie ad una tecnica di polimerazione vengono conservati e durano in eterno, quindi la cosa più importante e più interessante per tutti è proprio vedere realmente come è fatto all'interno e scoprire il nostro corpo umano. Bodies Revealed è già arrivata a 100.000 presenze ed è stato importantissimo perché in questa Jesolo un po' scoperta nel periodo invernale la Bodies Revealed l'ha fatta rivivere con tutto il suo pubblico. Il pubblico della Bodies è di tutti i tipi, abbiamo avuto visitatori dal più importante dottore primario o particolari patologi, studiosi di medicina, anzi tantissimi ragazzi hanno proprio fatto anche studi per portare la loro tesi all'università. E poi abbiamo il pubblico più bello che sono le famiglie con i bambini. Questo perché dico più bello? Perché è più semplice per loro scoprire nel contesto di questa mostra veramente come è fatto il nostro corpo e diamo la possibilità sia all'adulto sia al bambino di avere un ascolto con delle audioguide. Bodies Revealed si trova a Jesolo, in piazza Brescia, di fronte al Palarex e di fronte al Tropicarium Park. Per tutti gli aggiornamenti sulla continuità e sui cambiamenti degli orari della Bodies Revealed potete visitare il nostro sito www.bodiesrevealed.it. Vi aspettiamo in numerosi ancora perché c'è ancora tanto da scoprire, ancora tanto da vedere in questa meravigliosa e stupenda mostra che è come un libro aperto del nostro corpo umano. Ringraziamo Monica e Mauro per questo contributo e in particolare Claudio Polotto che ha editato e diretto questo contributo che ci ha un po' svelato, ovviamente non abbiamo svelato quasi niente perché poi la curiosità è soddisfatta solo dall'occhio e non dal video in questo caso. Nicola, io volevo, perché poi abbiamo parlato di spettacolo leggero e c'è anche la magia dentro e molte volte vedere uno spettacolo di magia è bellissimo ma non c'è un posto dove vederlo, a parte il circo in questo caso, no? Perché tu collabori con Io ho appena terminato una collaborazione con il Circo di Mosca e lavorare al circo, devo dire, è stata l'unica esperienza ed è stata un'esperienza bellissima perché è abituato a lavorare in teatro, anche con migliaia di persone, ho avuto modo di avere 2-3 mila persone davanti, ma lavorare al circo è una cosa molto più racchiusa e per me è stato avvincente avere gente ai lati che non è normale trovarlo nei teatri, esatto. e quindi è stata anche una sfida davvero interessante. La struttura del Circo di Mosca è una struttura che mi ha messo nelle migliori condizioni per poter portare lo spettacolo di magia anche al circo. Tu hai al volo, prima di fare un break, vedo che hai in mano delle carte. Guardate, cosa succede? ho portato... Aspetta che mettiamo, le camere sono pronte, gli iconoscopi, Siamo pronti. vai! Abbiamo 1, 2, 3 e 4 cartoncini bianchi, ma guardate, basta un istante e una carta appare, la prima, il 9 di cuori, basta prenderla e metterla lì. La seconda è la più veloce, 1, 2 e 3 carte bianche, non quella sopra, non quella sotto, quella al centro, 1, 2 e una seconda carta, il 5 di quadri. Per la terza è davvero la più bella, la più avvincente, 1, 2 e ovviamente quella sotto si stampa, il 4 di fiori. Per l'ultima è incredibile, una carta bianca, mi aiuti, premi al centro e l'inchiostro va a stampare l'ultima, e che tu ci creda o meno, guardate, incredibile, il re di picche. Normalmente quando io faccio vedere il re, il 4, il 5 e il 9, la gente realizza che sono stampate e solo un istante fa hanno delle carte bianche, normalmente a questo punto il pubblico applaude. Bravo! Bravo Nicola! Ma vi spiego, questa era una illusione e quindi io rientrerò a casa con un gioco di solamente 1, 2, 3 e 4 cartoncini bianchi da entrambe le facce. Bravissimo! Io vi assicuro che dalla camicia non ho visto uscire niente, quindi il famoso asso della manica. E per fortuna non ti ha tirato fuori un 2 di picche, perché ne ho collezionati parecchi, quindi sono già abbastanza soddisfatto. Allora ragazzi, là in montagna tutto a posto? Perché c'è un dislivello altimetrico, fra un po' parleremo anche del gelato che fate, perché abbiamo ancora tempo, però il tempo è inesorabile, tutto scorre, Pantarei, la Zanzega, pubblicità.
Noto con piacere che i nostri ospiti stanno degustando il formaggio delle latterie Soligo, che salutiamo, come salutiamo tutti i partner che hanno creduto in questo format, che inspiegabilmente no, perché comunque siamo tutti bravi adesso, sembra, no, che siamo proprio gli ultimi arrivati. Io non avevo mai fatto televisione, però mi sono divertito, qualcosa ho imparato, ho capito come gestire qualche volta gli iconoscopi, tu Ivo avevi più esperienza di me. Mi sono promesso di buttarmi nel montaggio anch'io quest'estate, vediamo cosa succederà. Tra l'altro l'estate evoca gelato e io ringrazio Ursula e Graziano che gentilmente hanno portato questa creazione bellissima. Chi ha avuto quest'idea? È nata insieme a livello familiare, noi gestiamo già una gelateria e in più quest'anno abbiamo pensato di metterci su ruote. Per tornare in questa creatività tipicamente italiana. E voi fate i gusti tradizionali del gelato, certo. Però mi pare che per questa trasmissione avete scelto qualcosa di particolare. Abbiamo portato qualche gusto con dei prodotti nostri tipici, soprattutto del vino, quindi da un raboso al grappariola, al cabernet e il gusto zanzega che è fatto con delle ciliegie. Okay. Il gusto zanzega. Ma lo metterai anche in gelateria il gusto zanzega? Sì, fantastico. Questo lo teniamo. Che sogno, che cosa bella. Giustamente i ragazzi hanno pensato a me alla trasmissione e hanno fatto i gusti al vino. Giustamente. No, lo sto dicendo giustamente. Quindi magari poi ce lo fate anche assaggiare, vero? Certo, fra un pochino. Certo. Complimenti perché la struttura è veramente bellissima, è una vecchia Piaggio messa a posto ad hoc per diventare... Questa è originale degli anni 50. Poi adibita come gelateria nella parte posteriore. È ipertecnologica poi, non si vede molto, ma io ci sono salito sopra e c'è tutto quello che serve per star via anche un mesetto in giro per l'Italia a dar fuori i gelati. Va bene, allora, l'estate evoca anche il parco acquatico, nella fattispecie abbiamo come ospite colui che si occupa della comunicazione di questo parco meraviglioso che è Acqualandia. Allora, prima di dire tutto, Massimo, io, se sei d'accordo, lancerei questo filmato che racchiude in sé in 2 minuti quella che è l'atmosfera che si respira ad Acqualandia. Un video prodotto e girato anche in questo caso dal buon Claudio Polotto che con la sua maestria in 2 minuti è riuscito a creare le sensazioni che si provano ad Acqualandia. Voi regia!
La Zanzega, eccoci ancora in diretta in questo sabato, un saluto anche per chi ci segue il pomeriggio di domenica che è un giorno tipico di grande affollamento del parco acquatico, Massimo, durante l'estate ovviamente. Assolutamente sì, anche se in realtà poi i nostri giorni più carichi sono il mercoledì e giovedì, perché sabato e domenica è giornata di arrivi e partenza a Jesolo e quindi beneficiamo del turista che viene dall'entroterra, ma in realtà quello che viene stanziale non c'è e quindi sono giornate abbastanza tranquille. Quando apre il parco? Allora, il parco apre il 7 giugno. Siamo già in piena lavorazione, ma in realtà abbiamo cominciato a lavorare dalla chiusura del parco e non so se riusciremo a terminare i lavori per l'apertura del parco, ci speriamo, perché veramente quest'anno abbiamo tante novità, abbiamo 3 nuove zone, diciamo, due aree tematiche nuove. Una sarà un'area che andrà un po' a scenografare la nostra area adrenalinica e l'altra sarà una vera e propria cascata di oltre 7 metri dove la gente potrà rinfrescarsi e a divertirsi, quindi ormai Aqualandia è veramente... Il nostro percorso di trasformazione è nato dalla volontà di dare sempre più attività ai nostri ospiti, che quando eravamo parco acquatico, perché fino a 10 anni fa Aqualandia era un parco acquatico tradizionale, sulle 5 incominciavano a fuoriuscire, volevano dire che si erano divertiti ma non avevano proprio usufruito completamente di quelle che erano le opportunità del parco. E devo dire che adesso il nostro risultato è che la gente, gli ultimi escono sulle 7:30 e vorrebbero rimanere ancora dentro perché hanno veramente tante opportunità. Benissimo, quindi dal 7 giugno il parco acquatico più importante d'Europa apre i battenti per questa stagione, sperando che sia una stagione ottima per tutti. Sarà una stagione ottima. Anche per i gelati, ma... Anche per i gelati, anche per Ivo che lavora nel locale estivo e quindi, insomma, dopo tutta l'acqua che è venuta quest'inverno ci auguriamo che ci sia un bel po' di sole. A proposito di allegria, musica, dolci e quant'altro, tu hai ovviamente messo nel tuo repertorio una canzone che evoca queste sensazioni, non dico alla Barnum, comunque legate al circo. Sì, è una canzone scritta nell'83 De Gregori, molto bella, che parla proprio della storia d'amore tra un personaggio, prima si parlava di freaks, un personaggio particolare, tipico. Che causa le sue dimensioni fisiche è divenuta in quel caso un'attrazione circense, era d'usanza in quell'epoca utilizzare qualche volta anche per scappare dalla fame e dalla povertà. Primo Carnera ne è un esempio su tutti, lavorava al circo, è diventato campione del mondo dei pesi massimi, però era talmente grande e robusto che nel paese sequals abbarbicato in Friuli la prima idea che gli venne in mente per mangiare un piatto di fagioli era fatti vedere da qualche parte e qualcuno ti darà dei soldi, e lì è nata la sua avventura. Quindi questo rivive un po' quel periodo storico, queste emozioni molto umane, quindi delle volte anche struggenti, però la storia d'amore che De Gregori racconta in questo brano è fantastica. Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle, un giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro ed argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia e maligni e superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno sbloccherà. Un applauso poi sottolineerà. Dalla bocca del cannone la canzone suonerà. Con le mani amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, per non aver paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo. Senza fame, senza
senza sete e senza ali e senza rete voleremo via. Na, 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 La donna Cannone. Allora, noi continuiamo in qualche maniera a parlare di attrazione musicale, caro Ivo, perché abbiamo uno strano marchingegno che si usava un tempo. Io ti invito, Elvia, ci alziamo un secondo perché è giusto godercelo. Invito l'iconoscopio guidato dal cibo, iconoscopio numero 3, a inquadrare questa meraviglia. Di che periodo è, scusami Elvia? Allora, questo è un organetto di musica meccanica ricostruito su modello degli organetti dell'Ottocento. Ecco, in una sala, la più grande sala del museo, abbiamo una collezione di altri 6 strumenti di musica meccanica originali di fine Ottocento, perfettamente funzionanti. Alcuni sono a nastri perforate come questo. Ah, queste famose schede. Queste schede perforate che portano praticamente la partitura musicale, ogni foro corrisponde ad una nota musicale, qua sopra c'è il lettore, quindi questo può essere un po' considerato il CD dell'Ottocento. Ecco. Fantastico, Ecco. fantastico vederlo dal vivo perché Esatto. mi è accaduto di vedere dei servizi in televisione, come qualcuno vede dei servizi oggi, nella fattispecie parliamo di questo, io ce l'ho proprio davanti, sono contento, e addirittura funziona, cioè suona, Sì, fa musica. funzionante, Facciamo ecco. così c'è una prova? Una prova, volentieri. Mettiamo il microfoncino. È faticoso? Ci provo a Mentre Elvia si sta disidratando. Diciamo che era un'attrazione usata da... Sì, da suonatori ambulanti che viaggiavano per le piazze proprio con questi organetti montati sul carrettino. Spesso avevano il cagnolino o la scimmietta ammaestrata che faceva spettacolo mentre loro suonavano lo strumento. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Grazie Elvia, perché io credo che mi piacerebbe averne uno a casa. Quando invito gli ospiti è qualcosa di sensazionale, come siano passati tanti anni e come le idee di quel tempo fossero comunque avanti, perché il meccanismo, la struttura di questo strumento è immaginifica però reale e concreta. Facciamo un piccolo break e fra poco la Zanzega torna con gelato, circo, esibizioni, musica, facciamo un disastro, fra poco.
grazie. Venite pure che... Perché giustamente non parlano il dialetto trevigiano, manco quello sono attese, quindi... welcome in Zanzega! Welcome. Io cerco di tirare fuori quei 5 anni di liceo, ma... Allora... Ma guarda, questi ragazzi arrivano da Ulaanbaatar, dalla Mongolia, stanno lavorando in un parco di divertimento, quindi un collega del nostro amico di Aqualandia, che è Leolandia, vicino a Bergamo. Sono venuti a San Mario Piave per fare la visita dal medico legale, erano qua in passaggio, quindi hanno chiesto di venire con me e sono state brave perché sono adattate un po' alle misure, ai fari, gli partiva un cerchio, quindi ecco sono venuti a salutarci e non hanno potuto far vedere veramente la loro arte, però ecco un altro dei segni del circo è la multiculturalità, la multietnicità, quindi il circo accoglie da sempre persone che arrivano da tutto il mondo, loro arrivano da lontanissimo, perché Ulaanbaatar è veramente Mongolia, dall'altra parte del mondo, e adesso lavoreranno in Italia per un certo periodo. Ogni persona porta con sé la propria cultura, la propria religione, le proprie convinzioni politiche o di qualsiasi tipo, e nel circo miracolosamente convivono meglio che al Senato. Il circo non deve essere abolito come Senato, deve restare. È quasi un mondo che viaggia con Maybe you can say ciao to everybody in Mongolian? Everybody, all together. In Mongolian. Yes. La Zanziga, grazie mille. Poi i ragazzi li vedremo fra un pochino. You can go now and after you come fantastico, back. siamo riusciti a portare anche un tocco internazionale grazie a questo personaggio incredibile che è Alessandro. Tra l'altro, se uno volesse anche un po' capire tutti i tipi di spettacolo che tu fai girare in Italia, nel mondo, c'è un sito, no? Sì, abbiamo un sito che è circodintorni.it, dove potete così avere un'idea delle cose che organizziamo. Ci occupiamo di circo non solo sotto il tendone, ma circo in palcoscenico, circo da strada, tante forme in cui vengono utilizzate tecniche, le antichissime tecniche circensi. Però ecco, più che fare pubblicità alla nostra attività, ci tengo veramente qui a testimoniare di una storia antichissima, di un'arte che merita davvero l'attenzione dei media, della società, degli enti pubblici e privati, e quindi ti ringrazio perché non sono tantissime le trasmissioni televisive che parlano del circo. Respira una cultura incredibile, per cui sarebbe un peccato per l'umanità non parlarne in qualche maniera. Per quanto noi abbiamo una copertura non mondiale, però comunque insomma il web ci aiuta anche in questo, secondo me, visto che appunto ci sono dei ragazzi che girano l'Italia con gli spettacoli, è giusto che si sappia che nelle 3 regioni in cui noi siamo coperti c'è la possibilità di interfacciarsi direttamente con questi spettacoli, Larry. Sì, appunto, volevo parlare di questa giornata che sarà il 19 aprile e si chiama la Giornata Mondiale del Circo e si celebra in tutto il mondo in realtà. Ci sarà praticamente in ogni circo qualche iniziativa fatta con il pubblico, appunto per avvicinare il pubblico al mondo del circo, dove ci saranno circhi a porte aperte, si potrà, ad esempio da noi saremo a Gorizia sabato 19 aprile, appunto, sabato prossimo, e faremo una giornata di circo a porte aperte, cioè dalle 10:30 del mattino alle 12:30 si potrà venire al circo a vedere le prove degli artisti, ma si potrà anche fare scuola di circo dai 5 ai 90 anni, cioè tutti possono provare a fare qualche cosa. Ci sarà una visita guidata agli animali, quindi ci sarà una spiegazione di come vivono gli animali, di come nascono e soprattutto di come sono nati in cattività. Appunto è nato settimana scorsa un piccolo dromedario e invitiamo tutti, sì, si chiama Conè, ma invitiamo tutti i bambini a vederlo per poi vedere questa bellezza di questo animale e per avvicinarsi al mondo del circo. Questa è una giornata molto importante e ci sono tutte queste iniziative in giro per il mondo. Appunto, noi saremo. Approfittare per rubarti un minuto ancora per segnalarvi un'altra giornata importantissima che l'Ente Nazionale Circhi sta organizzando, visto che parliamo oggi di spettacolo popolare in genere, quindi non solo di circo. I primi di dicembre di quest'anno tutti i componenti dello spettacolo popolare di strada saranno ricevuti in un'udienza privata da Sua Santità Papa Francesco, quindi incontrerà tutta la gente dello spettacolo popolare del mondo, quindi artisti di strada, musicisti di strada, giostrai, artisti circensi, ma anche bande popolari, gruppi etnici che andranno a salutare il Santo Padre e a presentare la propria arte
probabilmente nella bellissima aula Nervi, si chiama, che è quella delle udienze particolari. Si ripete un evento che era già stato realizzato 1 anno e mezzo fa, sempre grazie all'Internazionale Circhi, questa volta però coinvolgendo artisti che provengono da tutto il mondo. Quindi sarà un momento, sono previste 10.000 persone provenienti da tutto il mondo. Se qualcuno di voi vuol venire in visita da Papa Francesco, che è un amante del circo e di tutto quello che è popolare. Ha detto Papa Francesco che il suo film preferito è La strada di Federico Fellini, quindi un omaggio alla umiltà ma anche all'arte di strada. Allora, prima di chiedere una cosa alle nostre ragazze del cinema, così vi definisco, invito Ursula e Graziano, volete casomai provare a fare una pallina di qualcosa così, perché sta salendo il desiderio durante il proseguo della trasmissione. Volevo chiedere, nella fattispecie a Stefania, cosa vuol dire sostenere una produzione cinematografica? Significa avere una sensibilità, significa credere nella cultura, significa investire proprio anche nella cultura stessa e promuovere anche il territorio, perché in questo progetto sono entrate tantissime attività di impresa locale, quindi significa promuovere anche il nostro territorio, fare cineturismo, perché questo cortometraggio verrà appunto presentato su un festival internazionale importante, quindi si riesce attraverso l'impresa a contribuire alla cultura che ormai è imprescindibile, si sono evoluti gli stili, i gusti, la società stessa richiede contenuti culturali sempre più raffinati. E il consumo di cultura tra l'altro ha cresciuto proprio in un momento così di crisi. Anche i consumi più elementari di cultura sono in ascesa, il pubblico femminile tra l'altro tra quelli che sta proprio facendo crescere il consumo proprio di cultura, dai musei a appunto tutte le... L'abito Moda Club qua, uno dei vostri abiti vestiti dalla Kravos, indossati dalla Kravos durante... E tu ti sei occupata della parte proprio quella legata all'allestimento e all'abbigliamento, no? Sì, esatto, come con la parte costumistica, insomma, diciamo così, della produzione. Proprio sulle schede che ci avevano fornito abbiamo scelto insieme al costumista quali potevano essere gli abiti migliori di scena ed è stato veramente molto avvincente. Vuoi rifarlo? Io suggerisco a farlo, a provare questa esperienza a molti, perché appunto ognuno di noi contribuisce alla cultura, ognuno dà qualcosa e aiuta a crescere oltre noi stessi, le nostre realtà, la cultura, l'arte, la promuove, è un arricchimento personale ma poi che rimane nel territorio e fertilizza secondo me il territorio. Il cinema adesso è anche abbastanza più semplice rispetto a un tempo, è stata introdotta la tax credit, quindi le aziende, gli imprenditori che vogliono sostenere il cinema possono godere di agevolazioni fiscali, possono detrarsi una parte consistente insomma, del loro investimento. Basta fare dell'informazione fatta bene, sensibilizzare gli imprenditori e cercare di fare più cultura possibile, fare in modo che muoia il più tardi possibile. C'è un sito dove possiamo vedere anche i riferimenti vostri? C'è il sito della Film Art Studio, c'è la pagina Facebook della corsa che in questi giorni è parecchio gettonata e parecchio cliccata. Anche perché, come dicevo prima, la tematica è abbastanza delicata. La storia che noi andiamo a raccontare è una storia d'amore, ma non è una storia qualsiasi, è la storia di due personaggi che sono greci, che sono ben integrati nel nostro tessuto, è una storia di una comunità all'interno di un'altra comunità, abbiamo voluto anche un po' colorire, diciamo così, quella che potrebbe essere considerata una storia d'amore banale, ma anche con altri ingredienti, che sono quelli appunto dell'integrazione. Tra l'altro fra pochissimo ascolteremo anche la canzone legata con Dave che è qui con noi da un po', avrà la schiena rotta, forse sta seduto sullo sgabello dietro le quinte. Volevo bloccarti, Barbara, perché sennò ho paura che si coli il gelato, è giusto dire coli? Sì, si cola, no? Si coli che gusto è questo, Ursula, scusa? Quello è grappariolo, quello bianco. Quindi questo gelato che io sto mangiando è il gusto grappariol, che è un vino ricavato da una uva rabosa, un vino bianco,
Le che si coltivazioni produce sono tipiche proprio delle del zone del Piave, esatto. sì. Infatti saluto mister Barbaran se si sta guardando perché ha preservato questo vitigno e i ragazzi da questo vitigno hanno fatto un gelato apposta per la Zanzega che devo dire ha un gusto che ti pulisce la bocca, no? È un po' particolare, certo non è il classico gelato che magari uno si va a prendere tutti i giorni, però... Benissimo comunque. È ricco di vitamina C. Esatto. Si dice nelle portate. Poi non ci ubriaca mica, vero, se lo mangiamo? No, una pallina no, magari una vaschetta. Ringrazio Ursula e il babbo perché questa cosa è sensazionale. Fra poco torneremo. Il maestro è il babbo, È il maestro, tu sei solo l'immagine dell'azienda. Sì. Fra pochissimo torniamo con un'altra esibizione dei ragazzi che hanno accompagnato Alessandro in questa avventura lungo il Veneto desolato della Mongolia. Avremo magia e riparleremo di cinema perché avremo anche un ospite musicale. La Zanzega non finisce qui, anzi continua fra pochissimo. Grazie Alessandro, salutiamo, hanno un nome d'arte. No, loro si chiamano Bambuk e Mughi. Grazie mille, grazie. Allora, come potete capire, non è facile in uno studio l'altezza, le cose negli spazi... Sì, ho visto che avevano il volto mortificato perché hanno fatto diversi piccoli errori, però c'è una piccola cosa che vorrei segnalare, che secondo me è curiosa, che il salto mortale è un linguaggio assolutamente internazionale, cioè non è stato inventato in una nazione o nell'altra, è nato ovunque ed è uno di quei gesti che sono apprezzati dappertutto, non ha bisogno di traduzioni, no? È l'esperanto del fisico, quindi l'acrobata che presenta un esercizio nel quale mette a prova il proprio corpo ottiene sempre un applauso in tutto il mondo. Benissimo. A proposito di esibizioni, Ivo, invitiamo Dave perché è un giovane ragazzo, non so se sei della provincia di Padova. Assolutamente sì. Allora aspetta che ti agevolo il microfono perché... Allora Dave, intanto Dave, che ci fai tu alla Zanzega? Ma passavo di qua e... No, ti sto scurando, ma guarda, passava per caso di corsa e ha detto... Mi fermo a vedere cosa sta succedendo. E casomai dopo un'esibizione circense e l'altra, dopo un gelato e l'altro mi faccio una canzone. Una cantata. Sì. Barbara, perché questa canzone? Perché Dave? Perché la Zanzega? E perché di corsa? Perché Dave ha composto per la corsa la colonna sonora, ha scritto la canzone, l'ha composta insieme a Silvia Alberti, che è un'altra squisito, eccellente musicista, non viene fuori dal nulla, ha un'esperienza consolidata nella musica, prima con una band, adesso come solista. Il pezzo che mi ha proposto, che ci ha proposto a me a Renzo Caponera, ci è piaciuto molto, l'ha vestito proprio ad hoc sul cortometraggio e fra pochissimo produrremo il videoclip. Il videoclip appunto di questo brano che si accompagnerà poi alla promozione anche del corto, insomma viaggeranno insieme, correranno insieme. Quanti anni hai Dave? 28. Giovanissimo, è più giovane di te, eh?
Ma leggermente. Leggermente. Io sono coetaneo tuo. Tutto bene Ursula in montagna sempre? Tutto a posto? I ragazzi hanno mangiato il gelato, anche tutto lo staff dall'altra parte che non si vede ha goduto del gelato e mi sa che a fine trasmissione arriveranno dalla redazione, dall'ufficio bilancio, ma anche dalle aziende vicine ho visto che stanno arrivando, sono fuori che bussano. Tutta l'appalto entrerà in studio, mi sa. Bene, allora devo ancora assaggiarlo, quindi volentieri. Devo cosa perché prima non potevi raffreddare l'ugola. Allora io lascio le luci. Cambio il microfono, prendo il gelato così almeno questo posso tenerlo. Non mangiarlo, ovviamente. Dave, vai. Si chiama Something Could wanna let you know that the sound is slowing down. Don't believe the way it goes, something I could have never known. Will I let it be, just like when you took my heart, simply falling out apart, just a crazy, amazing time. Change your mind, turn on your blues. Give me a chance, I will pay my dues. For seasons in one day, this life might be mature. I just do want to be sure, not a stupid wasted time. I wanna let you know I got lost and I got used, just reckless and confused, something I could have never known. Don't let me down, don't feel afraid, take up my running through your days, leaving all your ways, laying on the ground, missing what I found. And I wanna find my place, and I wanna build a base of getting just my back. Don't let me don't feel afraid, take out my frown, let me make mistakes,
Dave. Aspetta che c'è una persona che ti vuole abbracciare. Ecco, io non sono il cantante, quindi non verrò abbracciato. Nessuno ti abbraccia. Grazie Dave. Grazie. Grazie, questa è la colonna sonora del corto appunto La Corsa. E siamo arrivati quasi alla fine di questa parte della trasmissione, però al volo, prima di salutare il buon Alessandro, Nicola, dai che ci fai vedere qualcosa. Guarda, ho dei gettoni del casino e sono 1, 2 e 3 argento e 1, 2 e 3 gettoni rossi. Guarda, te li faccio vedere da entrambe le facce: argento, argento, rossa, rossa, argento, argento, rossa, rossa, argento, argento, rossa, rossa. Se però io li mischio, ottengo questo, ottengo qualcosa di particolare: argento, rosso, argento, argento, rosso, rosso, mischiati così. Basta un istante, basta unirli, portarli, e unire i due pollici, si dividono l'argento e il rosso. Ora, gentilmente, vuoi controllarli per cortesia? Argento, rosso, argento, rosso. Guarda, incredibilmente mischiati così, basta un istante e per la seconda volta passano. Vuoi controllarli ancora? Qualcuno dice ci sono delle calamite. No, in realtà, guardate, è solamente abilità. Rosso da una parte e argento dall'altra. Basta chiudere e invisibilmente passava. L'hai visto? È già passato. Argento al posto del rosso. E per l'ultima volta, argento e rosso, mano vuota. Vado a prendere uno. Quello rosso la prendo, lo vado a mettere in tasca. Mano vuota. Lì rimane? Rosso. No, guarda, basta prendere il rosso invisibile e lanciarlo e incredibilmente l'argento e il rosso ritornano. Per l'ultima volta, argento e rosso a mano vuota, guarda, devi stare molto attento, ne vado a prendere una solo, quello argento, lo prendo e lo vado a mettere in tasca, mano vuota, lì rimane? Argento. No, questa era solo un'illusione e svanisce tutto nel nulla. Bravissimo. Bravo Nicola. Grazie, grazie, grazie. Allora, io saluto Alessandro perché con i ragazzi che abbiamo visto verso Milano. Vado a Capriate a portarli a casa, abbiamo il coprifuoco. Volevo ringraziarti e ringraziare tutti voi per questa bellissima serata. Ti ringrazio anche per gli omaggi, questi sono i libri che Alessandro ha scritto, Alessandro Serena, Storia del circo, Il circo, oltre il circo, queste due pubblicazioni che io sono davvero orgoglioso di potermi tuffare nuovamente in queste ambientazioni, in queste storie. Grazie Alessandro Serena, è stato ospite della Zanzega, ci vediamo presto, vero? Sì. Grazie infinite. Presto. Grazie mille a tutti. Grazie. La Zanzega torna fra poco. Eccoci ancora in onda con la Zanzega in questo sabato e in questa domenica per chi è sintonizzato di domenica, e Facebook... Facebook funziona benissimo perché stiamo acquisendo sempre più ai like o mi piace, quindi invito tutti quelli che non l'hanno ancora fatto ad andare su Facebook, tanto ormai tutti ce l'hanno, digitare Zanzega, troverete la pagina ufficiale della trasmissione, cliccate mi piace, così poi potete partecipare a tutte le nostre iniziative e potete scriverci consigli, scriverci storie, se volete venire in trasmissione possono farlo, poi basta scriverci e via. Poi c'è il Facebook invece dell'emittente. È molto importante anche ricordare appunto la pagina ufficiale dell'emittente A3, Antenna 3, quindi Antenna 3, mi piace. Poi avete le notizie, gli aggiornamenti continui, cosa appena partita, siamo partiti adesso in ritardo rispetto a tutto il mondo, però ci è sembrato il caso di aprire anche noi una pagina ufficiale di Facebook. Volevo chiedere a Massimo, come mai, perché è così importante Acqualandia? Perché si è fatta questo nome? Perché funziona così tanto? Funziona perché praticamente non è un solo mondo, ma ci sono qualcosa come 7, 8, 9 mondi dentro, cioè si va dall'ingresso che è in stile Liberty, quindi le vecchie stazioni Liberty, per entrare poi nel viale di Hemingway, che è un viale che riprende totalmente quelle che sono le architetture di Key West, poi si arriva in una zona che è più messicana, che richiama il Messico, per trasportarsi in una zona più tiki, quindi andiamo nella Polinesia, poi si arriva nella spiaggia caraibica, eccetera, 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 il mondo dei pirati, quindi l'importanza è nel fatto di poter far passare una giornata ricca, totalmente adatta a qualsiasi target, a qualsiasi tipo di ospite, dai più piccoli ai più grandi, e far sì che quando escono ne escono con un ricordo indimenticabile. Questo è il nostro obiettivo almeno. Viste le immagini, credo di sì, io è tanti anni che non ci... però adesso che mi hai regalato la Fidelity Card un paio di volte faccio un saltino. Due, una per me. Sì, andiamo, vado a Acqualandia di giorno, la sera vengo a sentirti suonare, mi faccio il mercoledì iesolone proprio. Bene,
Allora, c'è anche un sito tra l'altro internet. Sì, www.aqualandia.it, anche noi abbiamo la pagina in Facebook, abbiamo Pinterest, abbiamo tutti i social network, quindi qualsiasi informazione, qualsiasi contatto volete prendere con noi lo potete trovare. Aqualandia senza la C. Senza la C, bravissimo, ha fatto bene a ricordarlo. Poi birichina con la K, mi viene sempre in mente la radio per cui io lavoro tanti anni. Allora, Elvia, mi pare che c'è un trade union, sembra di no, però in realtà c'è, perché loro hanno delle grandissime infrastrutture ad Aqualandia, cose altissime, scivoli enormi, eccetera. È frutto comunque di quell'imprenditoria, di quella creatività italiana per cui il comune in cui c'è il Museo della Giostra ha sviluppato un'eccellenza unica al mondo. Certo, un'eccellenza che è colonna portante di questo distretto industriale veneto della Giostra di cui parlavamo prima e che però è accompagnata da questa particolarità delle famiglie del viaggio che, pensate, su un paese di 3.000 abitanti si è arrivati alla fine degli anni 70 ad avere 105 famiglie di spettacolisti itineranti, cioè persone di cultura stanziale che possiedono giostre e che viaggiano nelle fiere dei vari paesi con la loro giostra. Realtà che oggi sta diminuendo per motivi culturali, perché ovviamente queste famiglie che hanno intrapreso questo tipo di attività lo hanno fatto per necessità, non per vocazione alla vita nomade, e quindi non hanno avviato i figli su questa strada, quindi oggi sono rimaste circa una trentina di famiglie a fare questo tipo di mestiere. E invece la parte dell'imprenditoria e della costruzione delle giostre non ha freni, sta trovando sempre maggiore espansione, anche perché i mercati esteri non soffrono della crisi e la maggior parte, il 70% di quello che viene prodotto viene esportato all'estero in tutto il mondo. Ecco. Tra l'altro sto vedendo delle sequenze di provenienza trentiniana. Sì, questo è un filmato che è stato realizzato in occasione del Giubileo del 2000, quando si è andati sempre all'udienza con il Santo Padre, e è stato portato questo breve filmato di 8 minuti dal titolo Gente del Viaggio, che racconta proprio come è nato lo spettacolo viaggiante a Bergantino e come è nata il Museo Storico della Giostra di Bergantino. Dico due parole solo su questo. È nato nel 99 per volontà del Comune di Bergantino, che ha elaborato il progetto, grazie allo studio e alla ricerca del direttore, professor Tommaso Zaghini, che salutiamo senz'altro, che ha fatto un lavoro enorme che è scaturito in questa prima pubblicazione dal titolo Gente del Viaggio, che raccoglie le interviste dei diversi spettacolisti itineranti di Bergantino. Quindi attraverso questa pubblicazione si è raccolta le storie di vita di questi spettacolisti. Ecco, e nel 2011 il museo è stato completamente rinnovato con un allestimento nuovo che vi invito a venire a visitare. Per avere tutte le informazioni sul museo si può visitare il sito www.museodelagiostra.it. Anche noi abbiamo una piccola pagina Facebook e quindi tutti i contatti, a mettere mi piace stasera, sappiamo cosa fare. Tutti i contatti li potete trovare. Un sacco di like. Esatto. Ecco, la cosa importante da dire è che il museo, oltre ad essere un luogo di conservazione delle memorie, è un luogo vivo, perché è un centro di documentazione, quindi la ricerca continua e quindi il lavoro non avrà mai fine, perché gli ambiti su cui indagare sono veramente tanti, perché appunto anche l'aspetto dello spettacolo popolare è molto ampio, come abbiamo visto. Grazie, io approfitto per salutare davvero, adesso lo dicevo che proprio scrive Paolo Trentin, perché mi ha messo in contatto con voi, è un operatore del nostro gruppo editoriale, per intenderci quello che accompagna me, Ivo, in tutte le trasferte, nelle riprese esterne, e quindi Paolo ti ringrazio per la tua grande collaborazione, spero che tu stia in questo momento, che sei in vacanza, ti guarderai la nostra puntata della Zanzega. Al volo, Ursula, cosa hai combinato sopra quel vassoio? Le nostre specialità è una colomba tutta di semifreddo. Quindi andiamo a richiamare la tradizione, però mettendoci qualcosa di nuovo, di più fresco. È una crema studiata da noi, che comunque ricorda proprio il gusto della colomba, e in mezzo c'è un cuore di Nutella. Buonissima, questa bellissima gelateria ambulante in questo stile super vintage, si vedrà in giro, credo? Sì, assolutamente. Da è già domani... partita o è... Sì, ho iniziato domenica, comunque ufficialmente da domani inizia il mio tour. Sarò poi nelle varie piazze dei paesi limitrofi tra Musile e San Donà. Se la vedete salutate Ursula, che vi darà una pallina con molto... Di che gusto? Alla Zanzega. Esatto.
Allora Ivo, ho visto che stai armeggiando con le corde, significa che c'è scalpiti per suonare un pezzo. Esatto, un pezzo, per parlare un pezzo di... perché nel 68 gli Rolling Stones hanno fatto una sorta di zanzega sotto uno sciapito di circo, sotto un tendone di circo, hanno registrato assieme, c'era anche John Lennon, Yoko Ono, Ian Anderson con i Jethro Tull, gli Who e tantissima altra gente del panorama musicale inglese e internazionale, e hanno fatto questo concerto che non è uscito subito perché il DVD deve essere uscito nel 2000 credo. L'ultima traccia di Rock and Roll Circus è Salt of the Earth, che adesso ascoltiamo. Ivo Gallo. Grazie Ivo. Ecco, Ursula in presa diretta, che con questa meravigliosa Ape Car in stile boom economico italiano ci sta, perché viste le cose un tocco di ottimismo. Offriamo a te. Offriamo a me, adesso me la bucare. Ok, un gelatone al gusto. Questo è fior di latte, andiamo in un classico che Fior di latte. è intramontabile. Di qualcosa io intanto... No, infatti io sto guardando perché come ogni volta tu bevi, mangi, eccetera, eccetera, e io sono qui con la mia chitarra che non posso degustare nulla. Ascoltami. Ti ringrazio. Siccome... Dov'è il conoscopio? Datemi il conoscopio. Siccome non voglio essere scortese mentre pacciolo e mangio, Ivo Gallo lancia una piccola magia di Nicola. E vai. Ed ora a voi, direttamente alla Zanzega, il nostro illusionista Nicola. Eccoci qui. Abbiamo un orologio che rappresenta il nostro tempo e sono passate circa 2 ore da quando è iniziata questa trasmissione e abbiamo dei cartoncini bianchi come all'inizio, 3 cartoncini bianchi e un orologio. Larry, ti chiedo che ora leggi nel quadrante? Sono le 9 e 08. Prendo l'orologio e lo metto qui sul tavolo. Le 3 carte bianche le metterò sotto e basterà squadrare le carte bianche con l'orologio. Guardate, basta un istante, un bel colpo secco e il tempo passa. Te lo richiedo per la seconda volta. Che ora leggi sul quadrante? Le 9 sempre 8. Perfetto, prendo l'orologio e lo mettiamo lì e sotto così basta un bel colpo secco e il tempo passa. E per l'ultima volta ti chiedo, l'ultima volta che ora leggi? L'ultima carta bianca e l'orologio, che ora leggi? 9 e 10. 9 e 10, no. Guarda, se io prendo l'orologio ti chiedo gentilmente adesso di dare un bel colpo secco. Ultima carta bianca, vai. Un pochino più forte, vai. Non troppo forte, perché ti spiego, mi rompi l'orologio, non riesco più a giocare. Grande Nicola. Grazie. Nicola Previti. Non è parente di me. No. Tra l'altro
l'altro tu vai anche in giro con le navi, no? Vado in giro, purtroppo o per fortuna vado in giro con le navi perché in Italia non ci sono strutture che possono accogliere lo spettacolo che faccio, nel senso che noi tutti illusionisti abbiamo a che fare con macchine molto grandi, con attrezzature sceniche molto grandi e quindi strutture che possono accoglierci sono davvero o i circhi o parchi grandi oppure le navi da crociera che hanno dei palcoscenici davvero importanti e proprio sono appena rientrato da una tournée in Polinesia e quindi... però. Voglio fare anch'io l'illusionista. No, sai che ci sono tantissimi artisti, è davvero un circo perché è una città, perché nella nave dove ho lavorato l'ultima volta ci sono 4.000 persone, quindi è un paese a tutti gli effetti. Adesso a ottobre probabilmente inaugurerò la nave di Costa Crociere, la Miraglia, e quindi sono 5.800 persone a bordo più 1.000 di personale di bordo, quindi sono davvero città che si muovono. Bravissimo Nicola, tanto che mentre parlavi si vedevano alcune immagini. Queste sono della Norwegian Cruise, nave la Jade che fa il Mediterraneo in questo momento. È andata questa nave a Sochi per accogliere tutti gli atleti a Sochi e si è trasformata in hotel galleggiante. Benissimo, sembra di no, però il tempo passa inesorabile. Io prima di fare un giro di saluti ricordo anche un'altra uscita cinematografica, si chiama Il Leone di Vetro, è stato presentato nei giorni scorsi al Vinitaly perché è una storia molto bella, un'operazione cinematografica dove c'è un incontro di due famiglie, la storia della famiglia Biasin che coltiva il vitigno del Raboso, ha imitato nel 1866 che è l'anno praticamente che vede poi il referendum per il Veneto nell'annessione all'Italia. Quindi c'è una storia post-risorgimentale che si incrocia con la storia dei conti Querini e ci sono grandi personaggi come Sara Ricci, che è un artista che molti conoscono, Christian Lansante, che tra l'altro è un doppiatore, è la voce di Johnny Depp classica che noi sentiamo, Carla Stella, Stefano Scandaletti, Diego Pagotto, insomma è una produzione assolutamente anche questa veneta, verrà presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, una grossa produzione veneta, tra cui ha lavorato anche Claudio Polotto, nostro amico che conosciamo, si occupava delle riprese fatte col braccio, con la gru e quindi... altra grande produzione, quindi totalmente in questo caso veneta, oggi abbiamo parlato di divertimento, di parchi, di tecnologia, di gelato, di dolcezze, abbiamo parlato di cinema, della storia, dello spettacolo leggero, spero in qualche maniera vi sia arrivato qualcosa, vi sia piaciuto, direi di fare un giro di saluti, parto dalle nostre ragazze alla mia sinistra che sono unite in questa produzione che si chiama appunto La Corsa, che potremo vedere, abbiamo sentito anche la musica precedentemente, io ringrazio Stefania di essere stata con noi. Grazie a voi, alla Zanzega. Di aver sostenuto questo progetto che è stato prodotto in questo caso da Barbara. Da Film Studio, esatto. Ti ringraziamo della tua presenza e ci rivedremo assolutamente presto, come ringrazio il direttore marketing del meraviglioso e unico al mondo Parco Acquatico Acqualandia, Massimo Lanza, grazie. Grazie a tutti, vi aspetto al parco quest'estate, tutti quanti. Elvia, io ti tengo per ultima perché ti faccio lavorare prima di andare in chiusura. Larry, due parole sul circo, un messaggio che vogliamo lanciare alla gente per venire al circo. Beh, posso solo dire che il circo è gioia per tutti, è un divertimento, è una grande passione fare circo e vi aspetto numerosi, saremo ancora per un po' di date in Veneto, potrete vedere sul nostro sito che è www.circodimosca.it. E il circo è veramente divertimento e gioia per tutti, dai 0 ai 90 anni. Ti ringrazio Larry, come ringrazio Nicola, purtroppo il tempo non ci ha permesso di vedere numeri più impegnativi di illusionismo, ma che porterà in giro per tutto il mondo e grazie a Nicola ho conosciuto Larry, quindi speriamo che le nostre amicizie si incrocino ancora perché il lavoro che voi fate io vorrei promuoverlo con il massimo dell'energia che ho a disposizione, con i mezzi che ho a disposizione e con l'aiuto di chi mi aiuta a mettermi e a mettervi a disposizione spazio e tempo. Ringrazio per la partecipazione e per la fatica fatta per portare questa bellissima creatura all'interno del nostro studio che poi viaggerà di nuovo verso il basso corso del fiume Piave tornando verso casa. Graziano, il Babbo e Ursula, Grazie a voi. Grazie per quello che avete fatto e spero di incontrarvi in giro per le strade del nostro Veneto e del Friuli, del Trentino e dove capita. Dappertutto. Grazie infinite Grazie a voi. della vostra dolce presenza. Grazie.
Prima di chiudere con Ivo ed Elvia ci avvicineremo all'organetto che sarà la sigla finale, volevo ringraziare, è uscito ufficialmente per Inaudi, la collana più prestigiosa di Inaudi che sono i Super Coralli, il romanzo forse del mio più caro amico che è stato ospite anche in studio con noi, che è Francesco. Semplicemente vi leggo la quarta di copertina che dice: in letteratura coraggio può voler dire molte cose, può significare rinunciare alla guida di una trama, o scegliere una lingua impetuosa, una sintassi acrobatica, o sfuggire alla tentazione di concedere al lettore rassicurazione e conforto. Francesco Maino, alla sua prima prova, ha fatto tutto questo e molto altro e ha scritto un libro di inesorabile potenza con cui ha vinto il premio Calvino 2013. Edito da Inaudi, Super Coralli, Francesco Maino, cartongesso, il Veneto sviscerato, dietro le quinte di questa regione che ha avuto grande boom ma ha avuto anche molte volte modo di buttare via tante cose. Detto questo, ci alziamo tutti in piedi verso l'organetto con Elvia che manovra. Ivo, vieni di me. Io preparo qui anche... Perché facciamo questa cosa improvvisata, la regia sta impazzendo, ragazzi. Sì, oggi li abbiamo proprio fatti impazzire. Ci mettiamo tutti a favore di camera, ci mettiamo qua perché vogliamo chiudere con la musica di questa meraviglia della tecnologia dell'Ottocento che è appunto l'organetto. Questa è la riproduzione, Elvia. Esatto, sì, è una riproduzione fedelissima però dell'originale. E ascoltiamo adesso Pippo non lo sa. E poi sfumando arriverà la sigla per chiudere questa 19ª e penultima puntata della Zanzega, che tornerà sabato prossimo e poi domenica in replica con l'ultimissima puntata, chiaramente piena di ospiti. Vorrei anche portarne qualcuno in più per chiudere la nostra avventura. Ci stanno sentendo, ma capiscono. Allora, noi domani ci siamo ancora in replica di domenica alle 16:30. Ringrazio Ivo Gallo per tutto. Sì, ricordiamo anche, oltre alla replica di domani, fra una settimana ci sarà questa puntata su YouTube, come tutte le puntate precedenti, quindi ci trovate anche su YouTube. Ivo Gallo e Lele Marcassa vi attendono la settimana prossima per chiudere questa avventura. Adesso musica con l'organetto di Bergantino.